Decima giornata nel girone B del campionato di Serie C femminile. Il Padova torna in casa in via Vermigli per affrontare il fanalino di coda Le Torri, la formazione vicentina che comunque è stata battuta in Coppa Italia inizio stagione ma ha dato filo da torcere alle biancoscudate. In questo caso però si presenta un Padova molto più convinto, che passa in vantaggio già dopo 8 minuti con Margherita Zanon che entra in area e fa partire questo diagonale di sinistro che non lascia scampo al portiere. La gara si mette subito in discesa, anche se il Padova sbaglia qualche occasione prima di arrivare alla mezz'ora del secondo tempo e a trovare il 2-0 ancora con Zanon che sfrutta questo passaggio filtrante, batte il portiere in uscita con un pallonetto e segna così il 2-0. Passano meno di 60 secondi e la stessa Zanon ruba il pallone, vede al centro Conventi, la serve così per il centravanti. È un gioco da ragazzi, segnare da due passi il 3-0 per il Padova. Biancoscudate che poi iniziano ad esagerare al 38esimo minuto, cross di Mazzucato, Gastaldin stoppa e supera così il portiere per il 4-0. Un Padova che sa giocare anche bene, e al 43esimo arriva anche il quinto gol, lo segna Zanon della sua tripletta servita così da Gallinaro. 5-0 per il Padova, tripletta di Zanon in meno di 45 minuti. Si arriva quindi nel secondo tempo con il Padova che continua ad attaccare. Stefanello su calcio di punizione colpisce la traversa, poi si accende una mischia e alla fine il tap-in è corretto in rete da Conventi, che segna così la sua doppietta. 2 gol anche per Conventi. Poi al 12esimo minuto ancora il Padova, ancora Stefanello che si aggiusta il pallone con il destro, prende la mira e segna sotto la traversa. Settimo gol del Padova, segno anche Stefanello dopo la traversa colpita qualche minuto prima. Poi 17esimo minuto, Gastaldello, azione personale, il suo tiro cross e c'è gloria anche per la giovane Gaia Gastaldello, ragazza della Primavera ormai aggregata stabilmente alla prima squadra, segna anche lei. Un Padova che sa giocare bene soprattutto quando riesce a recuperare il pallone nella tre quarti campo avversaria. Ancora Conventi, questa volta altruista, serve Fabruccio che segna e inserisce anche il suo nome nel tabellino delle marcatrici. Il Padova che poi ha anche la possibilità di un calcio di punizione a 2 in area, il tiro è ribattuto dalla difesa, anzi dalla barriera, ma con una mano, quindi calcio di rigore per il Padova. Conventi per la tripletta, ma in questo caso il suo destro è troppo morbido e così il Padova spreca anche un rigore. Continua però ad attaccare, continua a segnare, doppietta anche per Stefanello al 42esimo minuto, ma non è finita qui perché il Padova dopo aver fatto 10 fa anche 11. Carli se ne va sulla sinistra, il cross trova Bianca Ragazzi che è brava a stoppare, a segnare anche lei il suo primo gol stagionale. Finisce quindi con un pirotecnico 11-0 per il Padova che schianta così Le Torri e si prepara nel migliore dei modi al prossimo impegno, il derby più impegnativo contro la Permac Vittorio Veneto. Nel dopogara ai nostri microfoni le parole di Bianca Ragazzi, Gaia Gastaldello e mister Fabio Di Stasio. Sono molto contenta per il gol arrivato finalmente e niente, per fortuna questa vittoria ci ha molto unito con la squadra e contenta anche di tutti gli altri gol delle mie compagne. Ora pensiamo alla prossima partita. È stata una bella partita, era già stata chiusa il primo tempo con un risultato ovviamente a nostro favore. Sono molto contenta per il gol e che il mister mi abbia dato l'opportunità di giocare anche questa settimana. E la vittoria è servita alla squadra ovviamente per far gruppo e per la classifica soprattutto. Io mi aspettavo anche questo tipo di risposta, soprattutto perché oggi abbiamo cercato di fare giocare anche un po' tutta la squadra proprio per entrare in questo clima particolare nel quale tutte quante le giocatrici sono soggetti importanti all'interno della squadra e all'interno della società. Hanno giocato bene, nel senso che comunque l'impegno della squadra avversaria c'è stato, ovviamente le qualità tecniche erano inferiori e quindi questo ci ha avvantaggiato moltissimo. Era una partita che poteva finire anche con risultati maggiori, però insomma io penso che sia veramente molto anche il risultato che le ragazze hanno raggiunto oggi e questo ci serve molto
al di là della classifica che oggi ci porta al terzo posto, ma ci serve molto per gli impegni, le ultime 3 partite di campionato, dove vedremo veramente dove siamo capaci di arrivare, quali saranno le nostre prospettive. Quindi parliamo di trasferte a Conegliano contro il Permac, poi abbiamo in casa il derby col Venezia e poi avremo il Trento come ultima partita. Squadre che sono lì con noi, il Trento ha un punto, o 2 punti sono mi sembra davanti, o 3 punti davanti, mentre il Venezia ha un punto dietro. Quindi noi guardiamo già a quelle partite, ricordandoci sì della buona prestazione di oggi, ma pensando già a quella che dovrà essere l'impegno della squadra le prossime settimane.